do la parola a Graziella Saffioli che parlerà in generale della pubblicazione. Sì, allora, introdurre il lettore a breviarium significa parlare della vita di Nonno Lamaci, dei suoi sentimenti, dei suoi valori, dei suoi principi e dell'etica che lo conduce nella vita sia pubblica che privata. Breviarium si articola in 3 sezioni: amore, politica, vita, e il racconto che ha letto lui è proprio quello che apre la prima sezione dedicata all'amore. Amore però è anche il paese di nascita di Nino, Motta San Giovanni, che è un paese pedemontano collocato sul versante ionico di Reggio, della costa reggina, in cui si incastonano gli affetti più cari, quindi la famiglia non nucleare ma quella allargata, tante figure, il padre, la nonna, i cugini, e la famiglia che è un valore fondante della vita dell'autore, tant'è che il libro viene dedicato alla figlia e a chi non c'è più, e cioè al cugino che è con lui nella foto sulla copertina del libro. L'amore viene coniugato quindi sia in questo senso, ma anche come eros, e il racconto La ragazza, il cane e la bambina è proprio l'esempio. Perché io ho ravvisato, leggendolo e poi evidentemente trasmettendolo, una anima debordante. Perché vedete, questo volume potrebbe apparire banale nella sua genesi. Cos'è? È un breviarium, sono spaccati di vita, alcuni addirittura intimi, altri di tipo anche ludico, altri di impegno politico, ma alla fine è l'umana vicenda, alla fine. Però è così intrisa di anima questa umana vicenda che la parte alla quale faceva riferimento Graziella, e che adesso, nella quale adesso vi ci porto mani e piedi, la parte più ironica, Graziella, quella è ironica, quella parte, perché trasuda anima. Ci sono dei passaggi in quel passo e anche in altri, ironici, addirittura comici, ma che come tutte le comicità più marcate, più riuscite, in realtà nascondono un velo talvolta di amarezza, spesso di malinconia, sempre di anima. Allora, questo si intitola Un'istanza da accogliere ed è indirizzata al Signore del Tempo. Esatto, scusami, ti posso interrompere? Questa è un'altra notazione narrativa e stilistica importante, perché utilizzi un linguaggio tecnico, un linguaggio settoriale, burocratico, che enfatizza molto il contenuto di questo racconto. È indirizzata al Signore del Tempo perché io sono notoriamente ateo, quindi non lo posso indirizzare a nessuno. Certo. Al Signore del Tempo, sua sede, oggetto, istanza per proroga anno 2014 fino al 3/1/2015 ore 17. Il sottoscritto Mallamaci Antonino, nato a Motta San Giovanni 19/1/62, residenti del Giorabio, eccetera, eccetera, considerato quanto segue. 1. Il 2014 è stato un anno, per usare un francesismo, di merda, ciò fino alle ore 23 del 31/12, nel corso del quale si sono susseguite una serie di disavventure di ogni genere, tradimenti, sciarre, delusioni, disillusioni, incomprensioni. Questo andazzo del rima baciata si è acutizzato proprio negli ultimi 4 fottutissimi mesi per raggiungere il suo acme giusto quasi allo spirare dell'ultimo giorno dell'anno, quando alcune divergenze sul concetto di famiglia, dello stare insieme e della solidarietà tra stretti congiunti hanno determinato, in carenza di canti tipo Tu scendi dalle stelle tipici del Natale, l'abbandono da parte dello scrivente della casa materna per trascorrere in solitudine assoluta il passaggio dal 2014, anno di merda, al 2015. 2. Passata la mezzanotte senza aver brindato con alcun essere vivente appartenente alla specie umano-animale, in quanto per il gran freddo neanche le mosche lo hanno degnato della loro solitamente, ma non nel frangente di cui trattasi, fastidiosa compagnia,
Il richiedente ha cominciato a ricevere alcune